Le recenti notizie della stampa sottolineano una bassa percentuale di vaccini somministrati rispetto a quelli forniti nella nostra provincia, considerato che ciò determina un ritardo notevole nel raggiungimento dell'obiettivo prefissato, ottenere un'immunità di gregge pari all'80% della popolazione da vaccinare. L'Ordine dei Medici, presieduto dal neopresidente dottor Santo Pitruzzella, invita così la direzione aziendale ad attivarsi per trovare soluzioni celeri e adeguate. Il ritardo nel raggiungimento dell'obiettivo, afferma Pitruzzella, sopra indicato, comporta l'aumento dei contagi, la sofferenza da sovraccarico delle strutture sanitarie, l'aumento del numero di morti, il ritardo delle prestazioni sanitarie, con prolungamento delle liste di attesa e di conseguenza un rallentamento nella ripresa economica sociale. Considerato la popolazione della nostra provincia e le postazioni atte a fare i vaccini, quanto tempo ci vorrà per vaccinare i cittadini? Noi come Ordine ieri sera abbiamo fatto una riunione di esecutivo, abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare con l'ASP in termini qualitativi e quantitativi, dando la disponibilità a volontari che possano vaccinare, dando chiaramente all'ASP le strutture idonee per poter eseguire queste vaccinazioni. Quindi perché dobbiamo fare in modo di accelerare i tempi, perché con queste cifre arriveremo troppo tardi e quindi con le ripercussioni sullo stato di salute delle persone, sull'aumento dei contagi, sull'aumento dei deceduti, sull'intasamento delle strutture sanitarie e quindi sulle ripercussioni economiche e sociali nella nostra città, per quanto riguarda il nostro punto di vista, ma a livello regionale e nazionale, se vogliamo alzare un poco gli occhi. Lei ha avuto modo di prendere contatti con i vertici dell'ASP, perché addirittura ci risulta che delle categorie siano state dimenticate nella vaccinazione, ma la gente vuole sapere quando sarà il turno degli anziani, delle persone più a rischio, dopo i medici ovviamente. Noi ieri sera abbiamo fatto un comunicato e abbiamo già mandato al commissario dottore Zappia, invitando anche a un incontro con l'Ordine dei Medici per portare avanti questi problemi. I problemi sono tanti, in particolare ci sono state alcune categorie, e mi riferisco principalmente agli odontoiatri, come pure ai liberi professionisti, ai pensionati, ai farmacisti, che non sono stati inseriti in questi elenchi. Quindi noi abbiamo chiesto alla direzione dell'ASP anche un incontro per poter appianare questa situazione, quindi inserire che il sanitario, anche se è pensionato, anche se è libero professionista, essendo iscritto all'ordine, è sempre al lavoro, è sempre pronto ad intervenire in qualsiasi situazione sanitaria. Che consigli dare ai medici di famiglia che quotidianamente stanno in trincea e che sono stati, diciamo, un punto di riferimento per le famiglie in questo momento di grave pandemia che ormai dura da oltre un anno? Il medico di medicina generale deve continuare a fare quello che ha sempre fatto, di essere sul territorio il punto di riferimento per i consigli che dà, per le terapie, per gli orientamenti sul trattamento delle patologie in senso stretto, ma anche sulla vicinanza verso il paziente, in particolare verso il paziente affetto da Covid, che psicologicamente e sicuramente è a terra e quindi deve fare in modo, e soprattutto il medico di medicina generale è in grado, con una telefonata, di riprenderlo, di farlo stare quasi bene. Insomma, un punto di riferimento anche da un punto di vista umano e sociale diventa, no? Sicuramente da un punto di vista umano lo è sempre stato e lo sarà sempre, e quindi il mio augurio è che la sanità nazionale conti sempre e potenzi sempre di più la medicina del territorio e il medico di medicina generale.